Allora, torniamo sulla questione. Abbiamo un'altra slide che volevo appunto commentare sempre con Renato Bressan, perché ci indica un po' la situazione delle cure domiciliari divise per le varie USL, quindi come sta andando un po' la situazione. Sono d'accordo con Bressan sul rinnovo dei contratti scaduto da anni, ma i sindacati negli anni scorsi dove erano? Punto di domanda. Questa a difendere i lavoratori come sempre. Ecco, quindi erano attivi. Allora, cure domiciliari, USL 1, 2, 3, cosa vediamo? Che differenza c'è tra USL e USL? Abbastanza rilevante? Sì, beh, tra la USL 9 e la USL 1 abbiamo un buon divario di copertura. Credo che questa sanità veneta sia il fiore all'occhiello dell'Italia, modello di esempio, non di critica. Vabbè, sono sempre migliorabili comunque i sistemi. Più di 4.000 morti, altri 3.000 positivi, anche oggi. E quindi andiamo sul concreto. Sì, no, io penso che allora i margini di miglioramento ci sono sempre e noi dobbiamo cercare, come dire, di attivare tutti gli strumenti possibili e immaginabili per coprire quei margini. Ripeto, noi non partiamo dall'anno zero. Fortunatamente, come dire, abbiamo un sistema sociosanitario in Veneto che in qualche maniera ha dato una qualche risposta. Detto questo però, noi sappiamo che abbiamo un pezzo di mancate risposte. Noi quello che chiediamo alla Regione Veneto è che ci si attivi su quelle mancate risposte. Adesso stiamo vedendo la slide, ad esempio, per quanto riguarda le cure domiciliari e quindi quella che è l'assistenza domiciliare integrata. Ora, se io guardo, come dire, a quello che già da anni, non solo da quando c'è la pandemia, da anni avrebbe dovuto esserci in Veneto, scopro che l'orario previsto 7 giorni su 7, dalle 7:30 alle 21, beh, abbiamo una buona parte di ULS che questo orario non ce l'hanno ancora, ma è da anni che è così e che chiediamo che ci sia la copertura, come dire, integrale di quella che è prevista per legge, come dire, il fatto dell'internalizzazione dei servizi che sono stati esternalizzati. Io scopro che molte ULS, come dire, non hanno ancora internalizzato il servizio, ma lo stesso per quanto riguarda la cartella unica aziendale e quella informatizzata. A molte ULS non sono ancora state informatizzate e siamo in Veneto, non siamo in Ruanda, ed è da anni che bisognava fare questa roba qua. Sappiamo cosa vuol dire non avere una cartella informatizzata del paziente? Vuol dire che se quello lì è affetto a Covid ed è, come dire, a domicilio, attraverso, come dire, il fatto che mi devo domiciliare e non posso uscire, se non c'ho l'USCA, perché abbiamo visto che non c'è l'unità speciale di continuità assistenziale, se non c'è l'infermiere di famiglia, perché abbiamo visto che ne mancano più di 400, se non c'è nemmeno, come dire, il medico di base che esce perché dice io temo anche per la mia salute e lo capisco, se non ho nemmeno la cartella informatizzata, come faccio io a fare una diagnosi a quel paziente che è a casa? Come faccio io a fargli una cura a quello lì? Quello là mi crepa, ok? Quindi io capisco che si possa dire che abbiamo anche un buon sistema sociosanitario, ma le falle ci sono, le risorse sono state date e quelle falle vanno coperte. Prima o dopo, presto o tardi, bisognerà pur farlo e prima lo facciamo e più salviamo le vite. E a proposito di USCA, anche qui stiamo vedendo appunto in questa slide che differenza tra i vari tipi di USL. Una situazione anche qui un po' altalenante, percentuali bassissime dell'USL 5 e del 25% rispetto all'USL 1 anziché altre, vero? Ma io su questo, allora, come diceva prima Assunta, noi abbiamo circa il 50% per quello che ci dice la DGR, quindi la delibera della giunta regionale, che sono state attuate rispetto a quelle che dovevano essere programmate. Bene, dopodiché abbiamo scoperto, nell'incontro che abbiamo avuto con la Lanzarin, l'assessore quindi alla sanità regionale, qualche giorno fa, gli abbiamo chiesto: siete sicuri che i dati che voi avete messo in delibera siano giusti? Ovviamente la delibera regionale è l'atto amministrativo più importante che c'è in una regione. Ma sa perché l'abbiamo chiesto? Per la semplice ragione che se io vado ad esempio all'ULS 9, scopro che dovrebbero essercene 19, ne scopro che qui le hanno scritte 11, dopodiché guardo il sito istituzionale dell'ULS Scaligera, ne trovo 5. Di chi mi devo fidare?
dovremmo essere a 19, quindi vuol dire che i veronesi, come dire, per 3/4 non sono coperti dalle unità assistenziali. Caspita. Ecco, quindi queste sono le cose che chiediamo alla Regione. Ho fatto l'esempio di un ULSS perché vedo che abbiamo ormai poco tempo, ma questa situazione qui si sta riproducendo dappertutto. Allora, senza volontà di polemica, quello che abbiamo chiesto alla Regione, abbiamo inviato unitariamente, come dire, anche all'assessore Ranzarini una richiesta di incontro per un osservatorio vero sui dati, per la concretizzazione e realizzazione delle cose che devono essere fatte, perché se noi abbiamo dati difformi è anche difficile capirsi al tavolo. Se i piani sono sfalsati, se tu mi dici che hai fatto delle cose poi scopro che non sono quelle lì, beh allora sì che qualcuno dice beh ma scusa, ma io mi devo poter fidare dell'istituzione regionale, non mi puoi scrivere che sono 11 e poi scopro dal direttore generale che sono 5, perché è un problema serio questo qui, non è un problema da poco. Chiarissimo. Nota, qualcosa da aggiungere? Io credo che ci siano delle priorità, che ci dobbiamo dare delle priorità, e tra le priorità credo che il ripianamento delle dotazioni organiche sia una delle cose fondamentali da fare, oltre al fatto che il distretto sanitario, proprio per l'attivazione delle USCA, debba diventare una struttura forte, decentrata, per poter assistere quelle persone che non hanno bisogno del ricovero ospedaliero e di intasare gli ospedali e possono essere assistite a casa. Queste credo che siano le due priorità sulle quali non possiamo che spingere in maniera forte la Regione, invitare la Regione a fare una riflessione e un'attuazione immediata. Assolutamente. Chiedono messa in onda della quarta slide, l'ultima, perché anche questa è abbastanza emblematica e molto chiara. Infermiere di famiglia o di comunità, e qui vediamo i diversi distretti, le aziende indicate e il totale del fabbisogno infermieri, e ce n'è abbastanza di bisogno, no? Sì, è la stessa cosa che dicevamo prima, cioè noi abbiamo ricevuto anche qui risorse ingenti per gli infermieri di famiglia, dopodiché ne mancano più di 400, ma questi non sono i dati che diciamo noi, sono i dati che ci ha fornito la Regione Veneto. Mi permetto di dire che stiamo controllando ULSS per ULSS se almeno in questo caso siano veri, ma se sono veri comunque ne mancano più di 400 e ce ne dovrebbero essere 8 ogni 50.000 abitanti. Se me ne mancano 400 vuol dire che io ho centinaia di migliaia di persone in Veneto che non hanno l'infermiere di famiglia. Ma qui il problema alla fine torna sempre tutto alle persone, mancanza di personale. È mancanza di personale, mancanza di programmazione, ma è da mesi e mesi che queste cose qui dovevano essere fatte e attualmente non sono ancora state fatte. Avete sempre fatto domande, interpellato la Regione a riguardo? Certo, abbiamo avuto l'incontro qualche giorno fa con l'assessore, gli abbiamo chiesto di darci conto di queste cose e la risposta, se è in questo momento abbiamo altre emergenze, che cosa c'è di più di emergenza di questa roba qua? Se non ho il personale, se non ho le strutture, se non faccio quelle cose che già dovevo aver fatto anni fa, non è che ho bisogno di personale, come dire, per quanto riguarda la centrale operativa territoriale o per quanto riguarda l'AD informatizzata, non è che ho bisogno di personale, quelle robe lì lo avevo già fatto anni fa. Se ti sto chiedendo per favore sistema questa roba che ne ho assolutamente necessità, la devi sistemare. Allora, relativamente a questo, quindi va rafforzato il sistema sostanzialmente, anche nei reparti ospedalieri voi lo chiedete, vero? Anche nei reparti ospedalieri, certo. Anche qui, magari facciamo parlare Assunta. Esatto, Assunta Motta. Sì. Beh, io credo che anche i reparti ospedalieri abbiano bisogno di essere come dire, supportati e integrati. Abbiamo bisogno anche lì di personale, di medici pneumologi, in questa fase i medici pneumologi, ma abbiamo bisogno un po' di tutte le specialità. Quindi è necessario come dire, rafforzare quelle situazioni ospedaliere dove viene ricoverato personale che è in condizioni di fragilità, quindi la rete ospedaliera, le terapie intensive, e devono anche qui puntare su nuovo personale e su nuove assunzioni per ripianare, l'ho detto prima, quella gravissima carenza di personale che c'è nel Veneto. Per dare dei dati, l'altro giorno alla riunione che citava prima Renato, ci hanno detto che erano programmate 4.000 assunzioni.
che ne sono state autorizzate 3.400, ma che ne sono stati assunti di fatto soltanto 2.000. O perché non sono reperibili sul mercato, o perché il personale ha scelto destinazioni diverse. Fatto sta che siamo almeno al 50% di quello che è il fabbisogno, e questa è una situazione gravissima, sia per la rete ospedaliera che per la rete territoriale. Potrebbe essere la professione del futuro per molti giovani, e quindi può essere anche una grossissima opportunità. Ma non dovrebbero tenere i numeri chiusi, il problema è che in questa fase anche per gli infermieri i numeri sono chiusi e quindi la programmazione è molto molto limitata. Ma questo è un problema nazionale, non soddisfa il fabbisogno. Questo è un problema nazionale, di nuovo. Qui torna il problema nazionale, che quindi questo governo dovrebbe... Certo. Voi state agendo anche a livello nazionale col governo per forzare lo sblocco di questi... Sì, ma non da oggi, cioè da anni che continuiamo a porre questo tipo di problema qua. Ma se si pensa che ogni volta il ripiano del debito pubblico debba passare attraverso la compressione delle risorse pubbliche destinate ai servizi pubblici, ma non ne usciamo se è questa la logica. Anzi, come dire, le risorse pubbliche vanno utilizzate in larga parte per i servizi pubblici sociali, ma sapendo che possono essere un volano all'economia, non solo un arretramento. Ce ne stiamo accorgendo adesso finalmente, anche perché io non conosco una sola struttura privata, come dire, dal punto di vista sanitario, che abbia salvato qualcuno dal Covid. Alla fine sono stati tutti nella rete ospedaliera pubblica. E per fortuna che c'è, caspita, ci mancherebbe. Ecco, l'ultima cosa, voi avete parlato anche di organizzare e rafforzare i distretti sociosanitari. I distretti sociosanitari ovviamente sono quelle forme che stanno all'interno delle ULSS, quindi ne troviamo più di uno per tante ULSS, e sono quelli ad esempio che organizzano l'assistenza domiciliare integrata, i piani di zona, quindi l'assistenza proprio anche alle persone anziane, soprattutto che sono quelle che maggiormente hanno bisogno di assistenza. È chiaro che vanno rafforzati i distretti perché, come dire, sono l'epicentro dell'azione che si svolge nel territorio. Perfetto, siamo giunti al termine. Grazie a Renato Bessan, grazie a Assunta Motta di essere state qui con noi, grazie a voi telespettatori. Ci scusiamo per non aver messo in onda tutti i messaggi che sono arrivati, lo so, me l'hanno segnalato dalla regia, cercheremo di rispondere prossimamente, comunque magari li giriamo i nostri interlocutori. Come sempre fatevi verificare la pensione, prenotate la visita invece presso le sedi dello SPCGL presenti sul territorio, che male non fa, qualche soldo si riesce sempre a recuperare. Detto questo, ci vediamo alla prossima, grazie.